Noi ci siamo scocciati, tu? Anch'io! Di cosa? Di tante cose. Guarda, il problema fondamentale di questa città è meravigliosa, però c'è tante cose che non funzionano. Ad esempio, guarda, per venire qua è un casino, non hai un posto dove ficcare la macchina, devi venire soltanto su due ruote. Poi lasciamo stare poi le due ruote, che praticamente la maggior parte di noi guidano quasi senza assicurazione perché non ce la facciamo più a pagarle, perché è un casino, veramente. Le assicurazioni schizzano alle stelle. Io ho una moto, però non la uso perché non posso pagare l'assicurazione. Mi sono sfastreata e anche a Napoli non funziona. Basta questa superficialità, quindi questo modo di pensare così, vabbè, alla Vienaten, non esiste. E da architetto cosa ci dici invece? Ma mi stai mettendo in seria difficoltà. Mi sono sfastreato di vedere cose incompiute. Cosa ti sei sfasteriato? Allora, io mi sono sfasteriato della camorra, mi sono sfasteriato di questo tumore che affligge la nostra città e della gentaglia che ancora di più urlo, mi viene di urlare, e mi sono scocciato della gentaglia che pensa di riuscire a fare soldi facili attraverso i metodi camorristici e senza rendersi conto invece che piuttosto che fare i soldi dovrebbero pensare a campare più di 30 anni, che è l'età media che vive un camorrista che si fa sparare quest'anno. Speriamo che in una città come Napoli, con le potenzialità che ha, non si riesca mai ad organizzare qualcosa di positivo, qualcosa anche di internazionale per dare giusto valore alla città come avviene in realtà come Milano, Roma. Vero Expo secondo me andrebbe fatto qui a Napoli. Mi sono sfasteriata che ogni volta si viene a Napoli e devi parcheggiare macchina, motorino, arrivano loro. I parcheggiatori abusivi. 5-3 euro, ragazzi, una cosa a piacere, ma dove? Dove c'è scritto che ti devo dare i soldi? Dove? Ditemi dove, in altre parti del mondo non esiste questa cosa. Oppure non ci dai soldi e mi devono rompere qualcosa. Ma dove siamo? Cioè non esiste questa cosa che io per parcheggiare ho bisogno che il parcheggiatore abusivo mi deve venire l'ansia addosso che corre, me lo sento addosso, allora me so. Non è cosa, ci siamo scocciati di questo, i parcheggiatori abusivi. E anche io abbastanza, diciamo ovviamente i parcheggiatori abusivi tutti lo siamo, anche la sanità potrebbe sicuramente migliorare, io ci lavoro tutti i giorni, so e conosco in prima persona quali sono le cose che andrebbero cambiate, però dal mio canto posso solo fare quello che faccio ogni giorno, dovrebbe muoversi dall'alto per cambiare un po' qualcosa, diciamo. Queste due cose diciamo, di cui siamo sfasteriati. Poi c'è tanto di bello, tanto da sfruttare che non viene sfruttato, beh questo pure potrebbe essere qualcosa di cui ci si è sfasteriati.